Allora stiamo aspettando che arrivete chi spiega come avviene la scrittura della sposa. Io vedo bene tra voi due. Intanto non che cazzo in temetta, che sono aspettando, come ti stai vedendo. Sorriso. Lei si potrebbe spostare. No, abbiamo così i microfoni. Devono sistemare i microfoni. Così? Ma è anche qua. No, Che lei è. Troppo a largo. Troppo a largo. Così? Buongiorno a tutti e benvenuti alla rappresentazione della vestizione dell'abito tradizionale femminile puttese. L'abito che vedrete appunto oggi è un abito che è stato utilizzato in occasione del matrimonio dalla proprietaria nel 1943, ma è un abito che risale comunque ad un periodo precedente ed è stato diciamo rimodernato, sistemato in occasione appunto del matrimonio della donna che lo ha indossato. So che è arrivato il... Ok, adesso sì. Dunque iniziamo, allora la ragazza, la sposa indossa già le prime parti che compongono l'abbigliamento, che è zeste de tela. Zeste de tela comprende la camicia e la sottogonna. La camicia, la camisa, è realizzata in tela di cotone, che prende in sardo il nome di cambriche, detto in italiano cambric. Questo termine deriva dall'inglese cambric, dal francese cambrai, ovvero una tela di cotone fine adatta appunto per il confezionamento della biancheria, che prende il nome dalla città di Cambrai, che si trova nella Francia nord-orientale, in cui veniva prodotta e da cui prende il nome. Questa presenta dei finissimi ricami, come potete vedere, tra cui zucchero, realizzato in filo nero per decorare la radicciatura della camicia, creata sulla stoffa sia nel petto, nella parte alta delle maniche e nei polsi. La sottogonna è detta uresietela e la sua particolarità sta nella riduzione del tessuto che è creata sulla vita tramite una ricciatura alta e fitta chiamata zintenta, e questa poteva presentare a seconda dei casi il nome e la data di nascita della proprietaria. Zaeste invece è composta da diversi pezzi che sono zolopattu, uresi e corittu. Zolopattu è un corsetto aperto sul davanti, realizzato interamente in panno giallo, con inserti in terziopelo viola, un velluto operato in seta policroma,
È in velluto liscio, solitamente arricchito da ricami in fili in setta, policromi detti punturizzo, aveddas e spateddas. Questi tre elementi, incrociandosi nella parte posteriore, vanno a formare una spiga che era segno di prosperità ed abbondanza. Come potete vedere, il pezzo, come ogni pezzo dell'abbigliamento, è double face. Come vedete si procede, quindi la donna mette le braccia indietro e il gilet viene infilato, tenendo quindi la camicia tra le mani in modo che lo sbuffo delle maniche non impedisca, diciamo, l'inserimento del pezzo, e poi si procede salendo verso l'alto per poi arrivare quindi alle spalle. E poi viene sistemato sul davanti, allacciato sul davanti con 3 gancetti. Il secondo pezzo che andrà ad indossare è Zuresi, che è la gonna. La gonna è interamente realizzata in orbace, da cui appunto prende il nome, in quanto appunto in sardo l'orbace viene chiamato Zuresi, ed è arricchita da diverse balze ricami, plissettata, presenta 2 aperture verticali sui fianchi che sono chiamate sarmasculas. Come vedete viene indossata dall'alto fino appunto a farla ricadere sulla vita, e poi viene agganciata con 2 gancetti appunto sui fianchi. Sarmasculas danno a Zuresi un aspetto slanciato e danno accesso a sarbuzacas, che sono le tasche. Come avete visto, la parte posteriore della gonna è interamente plissettata e i piegoni, che sono detti sorghirionese, partono dall'altezza della vita e sono stretti da una ricciatura in vita detta sintrinza, che è ricoperta anch'essa di terziopelo, ullu e zingu, e ovviamente sia l'altezza del terziopelo che la ricchezza delle balze, dei nastri, del salvettas andava a cambiare appunto anche a seconda dello stato sociale della persona. L'altro pezzo che andrà ad indossare è Zucuritu. Zucuritu è un bolero che presenta sulle maniche delle ampie aperture, dal quale viene fatto fuoriuscire lo sbuffo della camicia, e si completa nei polsi con 2 punte che permettono di sfoggiare Zucoro. E anche Zucuritu presenta degli inserti in vari tessuti, in terziopelo e in velluto, ed è arricchito dai ricami che abbiamo descritto in Susolopato, quindi punturizzo, aveddas e nastri. Anch'esso è double face, come tutto il resto appunto dell'abbigliamento, è arricchito appunto da diversi ricami a seconda della parte che viene utilizzata. Viene anch'esso indossato a partire dalle maniche, trattenendo la camicia, e viene, diciamo, indossato molto similmente a Susolopato, senza l'agganciatura che abbiamo visto in precedenza. Ti fanno capire, cioè ti fanno capire dove vai a parare. Un momentino finché facciamo una foto. Prego. Bello, sì. Grazie.
viene fatto fuoriuscire il ricamo della camicia e poi una volta che il ricamo fuoriesce dalle punte che abbiamo descritto, la camicia viene sistemata in modo che lo sbuffo esca appunto dalle aperture delle maniche e poi la camicia viene ripiegata per mostrare sia su coro la ricciatura realizzata in filo nero che il ricamo appunto sul polso. E questo particolare modo di portare la camicia sui polsi viene chiamato fare sul cuppello. L'abito poi si completa col fazzoletto smucatore, in questo caso di colore bordeaux, è realizzato in raso operato a motivi floreali ed ha una forma quadrata. Viene indossato ripiegato a triangolo con i lembi incrociati sotto il mento e fermati all'interno all'altezza delle orecchie con degli spilli. La posa del fazzoletto, quindi del copricapo, viene chiamata chintura. Quindi in questo caso Margherita, che ci aiuta nella vestizione di Giorgia, ci sta facendo vedere appunto la chintura del smucatore, che è appunto il ripiegamento dei lati del fazzoletto attorno al viso. I gioielli che arricchivano l'abbigliamento erano di diversa tipologia, di diversa fattura, e Giorgia ne indossa già alcuni. Indossa già i bottoni in oro, sorbuttonese, che vanno a chiudere lo scollo della camicia. Indossa anche za spilla e zazudia. Zazudia è un medaglione che prima faceva parte del rosario e in seguito viene staccata e utilizzata come ciondolo. Può essere realizzata in filigrana, solitamente d'oro, e all'interno presenta nella parte centrale un reliquiario con pezzi di stoffa benedetta o figure sacre, e viene indossata, come vedete, aderente al collo con una catenina d'oro. Adesso procederà ad indossare Zasca. Zasca è una sorta di cintura che veniva appunto utilizzata per completare quello che era l'insieme dell'abbigliamento e viene appunto utilizzata fermata, diciamo, nella parte posteriore. Essa poteva avere diversi ricami. In questo caso presenta un ricamo a mezzo punto realizzato a motivi floreali colorati, ma diciamo potevano essere di diversa tipologia, di diversa fattura, e con Zasca si andava a completare, diciamo, quello che era l'insieme dell'abbigliamento. Si indossa appunto in modo che rimanga, diciamo, aderente sia alla gonna che al gilet, andava quindi a completare, a
arricchire appunto quello che era l'abbigliamento. È una fascia, come vedete, lunga più o meno 1 metro, che veniva appunto diciamo fatta passare lungo tutta la vita e poi fermata nella parte posteriore con degli stoppi. E con Zasca abbiamo completato la vestizione dell'abbigliamento tradizionale femminile vitese e quindi può avere inizio quello che è, diciamo, il rito del matrimonio, che partirà dalla corte numero 54, ovvero la corte Banninu presso la Chiesa delle Grazie. E ringraziamo Margherita che ci ha aiutato in questa vestizione. E ringraziamo anche Giorgia. te. Ringraziamo anche te per scusa, Bene, nos spostamos a Corte Bandino.